La laguna potrebbe essere di nuovo oggetto di raccordo. Murano, uno dei problemi più grossi sono i collegamenti. Non avete i collegamenti, non ci sono i collegamenti, non sono normali. Un giovane di Murano non sa cosa fa la domenica, ancora che è bravo, che continua a vivere qua. Noi dobbiamo portare qui le persone, portare qui di nuovo giovani talenti, giovani famiglie, ma per farlo bisogna che abbiamo un progetto economico. Ed è possibile, stanno chiudendo tutto, ma i luoghi non devono trasformarsi in alberghi. E dobbiamo rimettere in sesto le cose, dobbiamo farlo per i bambini, dobbiamo farlo per il futuro dei bambini, perché solo così i pensionati avranno i servizi, solo così i sistemi i vaporetti. Dobbiamo avere un altro valore morale, solo così prendi 5.000, sono 3.000 dipendenti comunali, 7.000 dipendenti delle municipalizzate e gli puoi chiedere sinceramente: vogliamo tutti insieme cambiare la città? Vogliamo darci da fare tutti quanti insieme? Cambiamo il patto, hanno fatto un accordo sui premi. Adesso, siccome non ci sono più i soldi, da oggi a domani hanno tagliato i premi. Vorrei vedere voi, o chi di voi, che prende 1.400 euro e da un giorno all'altro ti tolgono 200 euro al mese, perché gli incipienti non sono stati capaci di farsi i conti. Quella persona, quella famiglia, è un dipendente privato, pubblico, quello che è, non può farcela. È un patto tradito. Io ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle municipalizzate voglio proporre un patto diverso e dico: io non ti taglio niente, perché prima di tagliare loro tagliamo i dirigenti, gli incipienti, i ladri, tutti gli appalti del cavolo che danno la cooperativa e fasulle. Ci sono robe che qui a Venezia gridano vendetta, costano 3, 4, 5 volte di più di quello che dovrebbero costare normalmente.